Eccoci qua insieme. Anno nuovo si festeggia un po' ovunque in modo molto colorato, festoso, in tanti comuni, in tante realtà, in tanti paesi non solo d'Italia ma del mondo, con i fuochi d'artificio. Per parlare delle conseguenze, delle ripercussioni, per parlare anche di Copernicus, e vi spiegherà nel dettaglio il nostro ospite di che cosa si tratta. Anno bollente questo 2023 che ci lasciamo alle spalle. Abbiamo il piacere di avere collegato con noi Alessandro Miani, presidente di SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale. Ben ritrovato e buon anno, presidente. Grazie, buon anno a lei e ai suoi ascoltatori e un'ottima serata a tutti. Allora, ottime serate, cioè almeno sono state serate divertenti, perché ho avuto modo di seguire e di partecipare, quelle con i fuochi d'artificio che piacciono a tanti. Forse non piacciono altrettanto all'ambiente, vero Presidente? Voi avete fatto delle considerazioni ancora a monte, adesso che ormai è passato possiamo trarre un po' le somme, purtroppo. Che cosa può raccontarci a fronte anche degli anni passati? Certo, ovvio, abbiamo fatto una stima di quelli che sono i danni ambientali dovuti alla notte di Capodanno. Ebbene, circa 60.000 sono gli esplodenti tra fuochi d'artificio e botti che vengono utilizzati nella notte di Capodanno, e questi portano da un lato alla morte di 5.000 circa all'anno tra animali domestici e animali selvatici, oltre a quelli che poi scappano dai giardini, dalle proprietà e non trovano causa a questi rumori molesti più la strada per tornare a casa. Ma il danno maggiore è proprio un danno di tipo ambientale, perché nella prima ora dopo la mezzanotte del primo dell'anno, ebbene, si ha un aumento del PM10, ossia di quelle polveri fini che tanto male fanno alla nostra salute se respirate, del più 1900% rispetto ai limiti massimi consentiti dalla legge. E su base annuale solamente le polveri prodotte in quella ora del Capodanno incidono sul PM10 totale per il 6%, quindi sono polveri che comunque rimangono nell'aria e continuano a inquinare le nostre città. Ma queste polveri non sono l'unico effetto negativo, perché i materiali da cui sono fatti questi esplodenti contengono anche metalli pesanti che sono cancerogeni, contengono diossine che sono cancerogene, e poi tante altre sostanze che, ricadendo a terra, perché si formano alla fine dei fumi, è come se fosse un piccolo incendio, no? Quindi ricadendo a terra vanno ad inquinare il terreno, vanno a inquinare i corsi d'acqua, fino a rischiare di poter inquinare anche le nostre falde acquifere, almeno quelle più superficiali. E quindi è un danno importante per l'ambiente, senza considerare che anche i prodotti plastici con cui sono fatti i fuochi d'artificio, piuttosto che carbone e via dicendo, sono poi sminuzzate in parti molto piccole, sono difficili da recuperare, quindi restano a lungo anche nei giardini, nei parchi pubblici, andando ad inquinare ulteriormente. È stato stimato sempre da noi che il totale, non sono numeri grandi, però frazionati in piccole particelle, insomma, possono creare un disturbo anche per gli operatori ecologici che li devono raccogliere, e siamo intorno alle 6-8 tonnellate di rifiuti in più che solo in un'ora vengono prodotti in Italia. Tra l'altro, sempre in base ai vostri calcoli, i fuochi d'artificio esplosi nella sola notte di Capodanno possono provocare emissioni nocive pari a quelle delle attività annuali di 120 inceneritori di rifiuti. Sì, esatto. Per quanto riguarda una città di piccole e medie dimensioni, i fuochi d'artificio della notte di Capodanno hanno un impatto simile a quello di 120 inceneritori, solo ovviamente per quella frazione temporale di utilizzo degli esplodenti nella notte di Capodanno. Perché non esistono fuochi d'artificio ecocompatibili? Guardi, è una domanda che già mi è stata posta. Io non sono un esperto di fuochi d'artificio, ma probabilmente esistono dei sistemi, voglio dire, per fare festa
anche di fuochi d'artificio che contengono più materiali riciclabili, quindi meno plastica, invece più legno, piuttosto che più carta, cartone e via dicendo. Però l'effetto pirotecnico, quindi la polvere da sparo e i fumi che ne conseguono, purtroppo contengono le sostanze di cui ho detto, perché si tratta alla fine proprio come l'effetto di un piccolo incendio con diciamo, materiali di cui sono composti, per cui anche gli stessi colori che noi vediamo in cielo, piuttosto che le fontane che vengono a terra, questi colori derivano dall'utilizzo di queste sostanze, e queste sostanze purtroppo sono tossico-nocive per l'uomo. Qui infatti abbiamo nitrato di potassio, zolfo e carbone, metalli pesanti. Esatto, esatto. Possono esserci poi successivamente, vista l'umidità in cui soffriamo in certe zone, piogge acide con danni a prodotti di consumo alimentare? Questa è una delle ipotesi, però è un'ipotesi abbastanza remota. L'effetto che noi sottolineiamo è l'effetto diretto, come in un piccolo incendio si crea un fumo, una nube tossica, ecco, questa poi ricade a terra anche senza necessariamente la presenza di pioggia. La ricaduta a terra di questi fumi, se va a contatto con ortaggi piuttosto che con mangimi che vengono poi utilizzati per il foraggio degli animali, se c'è la presenza di diossine in quantità tale da essere considerata nociva, ecco, può riflettersi sulla catena alimentare. Però non andrei a sottolineare tanto questo aspetto quanto l'aspetto diretto di respirare questi gas tossici nel momento stesso in cui noi utilizziamo questi esplodenti. Sappiamo che al di là di quelli che sono poi i feriti e i morti che purtroppo si registrano tutti gli anni, quest'anno un morto e alcuni feriti, ma negli ultimi 10 o 12 anni ne abbiamo avuti oltre 3.700 di feriti gravi. Ci sono anche molti bambini, e poi c'è tutto il rischio legato agli inesplosi che, se vengono presi o maneggiati, soprattutto dai più piccoli, i giorni successivi, magari trovati per caso, possono creare anche problemi importanti, ecco, alla salute diretta. Assolutamente. Allora, abbiamo parlato di questo tema che coinvolge tutti, perché poi tanti sindaci e amministratori comunali vietano giustamente l'utilizzo magari di caminetti, stufe non omologate, però poi questi fuochi d'artificio bellissimi, stupendi, però possono provocare più danni che l'utilizzo in un periodo prolungato di questi caminetti o quant'altro. Un altro tema che può essere anche in qualche modo collegato a un utilizzo del nostro territorio non corretto è quello dell'innalzamento delle temperature. Cosa avete riscontrato? Un allarme che lanciate? Qui è stato lanciato, diciamo, un monito, un allarme da Copernicus, che è il sistema satellitare che monitora anche la temperatura a terra del nostro pianeta, e il 2023 è risultato l'anno più caldo in assoluto dal 1850 ad oggi, quindi dall'era, chiamiamola, inizio o preindustriale ad oggi. C'è stato un incremento medio che sfiora 1,5 gradi, che può sembrare poco, ma che nei fatti i cui effetti li stiamo vivendo già da qualche anno e potrebbero andare ad aumentare negli anni successivi, ovvero sia un innalzamento del livello della temperatura a livello proprio del suolo, della terra, significa bombe d'acqua, nubifragi, fenomeni siccitosi, più incendi, e tutto questo porta a un incremento di quello che è l'inquinamento atmosferico complessivo, ma anche alla presenza inaspettata in alcune stagioni magari di virus, di insetti, di parassiti che sono portatori di virus, batteri e altri microrganismi che possono essere patogeni per l'uomo. Pensiamo alle zanzare, pensiamo alle zecche, e poi ovviamente questi virus quando entrano poi nel caso di alluvioni in cui le acque reflue si mescolano con le acque bianche, insomma le acque grigie si mescolano con le acque bianche, come è successo, voglio dire, anche nel corso del 2023 in più occasioni, c'è il rischio di andare a inficiare quella che è, diciamo, la catena alimentare, insomma la filiera alimentare,
e quindi ad avere anche delle grosse perdite in termini economici per gli agricoltori piuttosto che per gli allevatori, con anche dei rischi diretti sulla salute umana, perché a temperature maggiori c'è la possibilità di creare, diciamo, alcuni batteri, alcuni virus si sviluppano di più e sopravvivono meglio alle nostre latitudini. Ma è così rilevante, effettivamente, come lei diceva, sembra non tanto 1,5 gradi, e poi come viene riscontrato questo aumento? Lei mi parla dal 1850, quando poi vediamo che dagli anni 70 che effettivamente abbiamo un rilevamento della temperatura, delle analisi più dettagliate, prima era molto difficile. Questa è un po' una curiosità abbastanza diffusa, a quanto sento. Beh, nel 1850 non c'erano i satelliti, su Eh. questo non ci sono dubbi, però c'erano sistemi di rilevamento della temperatura con strumenti più obsoleti di quelli che abbiamo oggi. Poi, oltre questo, ci sono, voglio dire, altri sistemi di studio e di indagine su quelli che sono i livelli di temperatura che sono indiretti, studiando magari i terreni, studiando i ghiacciai o comunque, diciamo, i luoghi dove c'è del ghiaccio fisso, perenne, e si possono vedere attraverso proprio diciamo, delle misurazioni di quelli che sono stati i cambiamenti, risalire a quelle che sono state le variazioni di temperatura. Ebbene, 1,5 gradi, ripeto, può sembrare poco se consideriamo che per salvarci dagli effetti dei cambiamenti climatici non dovremmo raggiungere i più 3 gradi centigradi, oltre i quali gli effetti potrebbero essere devastanti. Quindi essere già oggi a più 1,5 gradi, che è un numero che è destinato purtroppo a salire nei prossimi anni, stando, voglio dire, alle previsioni scientifiche internazionali. Gli effetti di più 1,5 gradi li stiamo vedendo, sono effetti importantissimi con ricadute economiche anche enormi per i singoli stati, anche per il nostro Certo. paese. Se pensiamo solamente alle bombe d'acqua, agli alluvioni, alle grandinate improvvise, ai fenomeni siccitosi, ma anche a un inverno estremamente caldo come abbiamo avuto, quindi con fioriture anticipate che poi si traducono con l'arrivo del freddo repentino che arriverà sulla nostra penisola anche nei prossimi giorni, a ghiacciare magari dei boccioli nuovi e quindi avere una riduzione di produzione agricola quando dovrebbe essere il momento di produzione, ma si ripercuote anche a livello delle nostre città con allagamenti, con problemi legati a una maggiore richiesta di risorsa energetica, che sia per l'eccesso del caldo oppure per l'eccesso del freddo. E quindi tutto questo si traduce non solo in una ridotta biodiversità complessiva a livello ecosistemico, non si traduce solamente in problemi legati alla nostra salute, ripeto, dovuto a insetti vettori o ad altri animaletti che trovano a queste latitudini delle condizioni di vita favorevoli perché ci sono temperature più elevate, ma si ripercuote anche sul nostro umore. La mi sfugge il termine, solastalgia, se non erro, ok, è un termine nuovo che è stato Che cos'è? coniato di recente e che si riferisce a uno stato di prostrazione psicologica legato proprio agli effetti del cambiamento climatico, ma consideriamo che temperature più elevate si riflettono statisticamente anche su un incremento dei suicidi, come Addirittura. sull'incremento dell'aggressività umana nei confronti del prossimo. Ah. Ma oltre questo, ripeto, i danni che oggi noi stiamo vivendo in maniera più diretta e più forte sono proprio quelli legati quelli che noi chiamiamo ristori, insomma, no? Che il cittadino comune oramai conosce come ristori. Lo Stato o la Regione deve dare dei danari a chi ha perso le proprie coltivazioni, a chi magari per via di
una malattia endemica del bestiame non può più distribuire il latte, oppure non può più, deve uccidere i polli, oppure i maiali. Ecco, sentiamo parlare spesso e volentieri di peste suina, di aviaria, di tante patologie che possono essere anche queste direttamente correlate non solo al commercio internazionale, quindi alla globalizzazione, ma anche all'aumento delle temperature che facilitano la diffusione di virus, batteri e altri patogeni anche all'interno del mondo animale. Ecco, sì, Poi, prego. prego, No. dicevo che comunque noi oggi a livello mondo, non solo a livello Italia, stiamo pagando un conto economico molto più alto rispetto a quello che gli stati ogni anno investono per trovare una forma di resilienza, di Certo. adattamento al cambiamento climatico e di contrasto all'incremento delle temperature. Scopriremo probabilmente nel giro di poche decine d'anni che questo è stato un errore di visione sbagliato, perché i danni derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici a tutti i livelli, anche economici, saranno talmente grandi che sarà necessario correre non solo per ridurre in maniera drastica e definitiva l'utilizzo di risorse fossili, ma anche per rendere resilienti i nostri territori, anche con infrastrutture, aggiornando infrastrutture. Consideri che il Mediterraneo, e quindi l'Italia che è completamente immersa come penisola nel Mediterraneo, è considerato uno spot del cambiamento climatico a livello mondiale, dove non solo c'è un aumento maggiore della temperatura, ma c'è anche, si vedono gli effetti prima che in altre parti del mondo, e qui è previsto che ci sarà entro la fine del secolo l'innalzamento medio del livello del mare di 1 metro, e quindi noi siamo fondamentalmente fatti da coste, e quindi possiamo immaginare quante infrastrutture nuove, altro che Mose, dovranno essere costruite, o quanto eventualmente spiagge, terreni e anche città affacciate sulle coste tenderanno a dover spostarsi per andare più nell'entroterra. Quindi parliamo di investimenti veramente miliardari, che non riguardano solo l'Italia, riguardano tutto il mondo. Se consideriamo atolli del Pacifico che scompariranno, ecco, dalla cartina geografica, a meno che non si troverà una qualche altra formula per farli sopravvivere sotto forma di palafitte, non lo so, ecco, questa è una battuta. Però noi oggi come singoli cittadini non abbiamo il potere di poter decidere le politiche nazionali o sovranazionali, ma possiamo contribuire cercando di fare un uso più corretto della risorsa idrica, quindi risparmiare acqua, che è una risorsa chiusa e che si sta inquinando molto anche causa aumento delle temperature. Un risparmio a livello energetico, utilizzando anche nuove tecnologie, sistemi di domotica nelle nostre case, magari non sversare oli esausti di cottura o di frittura nei nostri lavandini o nei nostri WC, perché questi inquinano. Ogni litro di olio esausto inquina 1 milione di litri di acqua di falda, che ci impiegano anche più di 100 anni a tornare allo stato iniziale. E la raccolta differenziata benissimo, cercare di ridurre gli involucri plastici, perché questi tendono a liberare poi in ambiente micro e nanoplastiche, come per esempio anche i nostri tessuti. Quando noi laviamo in una lavatrice un golfino di Pile, questo libera circa 1 milione di fibre di nanoplastiche. Addirittura. E quindi sì, ecco, e quindi noi dobbiamo cercare come cittadini di fare una politica green col nostro portafoglio, cercando da un lato di ridurre il consumo energetico e idrico, e dall'altro lato cercando di indirizzarci su prodotti che siano ecocompatibili, naturali, riciclabili. Insomma, cercare di portare anche il mondo industriale a produrre meno sostanze chimiche, meno sostanze che sono potenzialmente nocive per la salute e soprattutto per l'ambiente in questo momento. Anche se sono scelte molto belle e il potere della massa critica è importantissimo, il potere del consumatore è rilevante, però sono estremamente onerose dal punto di vista economico. Esatto. E quindi precluse a tantissimi cittadini, no?
Allora, guardi, per quanto riguarda la mobilità sono d'accordo con lei. Ovviamente oggi andare verso un'auto elettrica è ovviamente un qualcosa che la maggior parte dei cittadini non si possono permettere perché i costi sono veramente importanti. Peraltro il costo oggi dell'energia è simile, ne parlavo con dei taxisti qualche giorno fa e mi dicevano abbiamo preso un'auto elettrica ma nei fatti paghiamo alla fine un conto economico dei nostri consumi simili a quello di un'auto a gasolio o a benzina. Quindi bisogna che anche gli organismi regolatori nazionali, nonché lo Stato centrale, faccia delle politiche per facilitare questa transizione energetica e questa transizione ecologica nazionale dei cittadini e consenta anche un calmieramento di quelli che sono poi i prezzi al consumo dei beni che servono per far andare un'automobile piuttosto Sì. che per ristrutturare un'abitazione e renderla più green, piuttosto che insomma scegliere questa strada che non può essere, che ci viene anche chiesta dall'Europa, ma che non può essere a totale carico delle famiglie, ma dovrebbe essere di molto facilitata o comunque Sì. defiscalizzata a livello centrale, perché non solo non riusciremmo mai a raggiungere gli obiettivi che l'Europa ci chiede e che anche il buonsenso ci chiede, ma non vogliamo neanche arrivare a impoverire così tanto gli italiani e le famiglie italiane che poi non hanno più i denari né per tutelare l'ambiente né tantomeno per tutelare la propria salute anche da quelle che sono le cose più banali e già col Covid abbiamo visto